Per il mio trascorso anamnestico e per il mio ruolo di promotrice della prevenzione ho partecipato al World Health Forum seguendo la sessione dedicata alla ricerca contro il cancro. Con il professor Vineis si è discusso di esposoma, che comprende fattori interni e esterni che possono interagire con il nostro genoma ed influenzare l'insorgenza di malattie, incluso il cancro. Il professor Piccolo ha approfondito il tema delle metastasi. Se ormai è noto che le cellule tumorali nascano da mutazioni genetiche, si sta ancora studiando quali altri meccanismi determinino il generare delle metastasi. Con il professor Banks si è parlato di trascrittomica, tecnica che permette di osservare l'attività biologica del carcinoma in tempo reale, al fine di sviluppare terapie sempre più mirate. Dare voce alla scienza significa dare speranza al futuro ed eventi come il World Health Forum Veneto ci permettono di essere un passo avanti nell'innovazione medica e scientifica. Ed eccomi qui feliciona al World Health Forum, un evento internazionale che riunisce scienziati, medici e professionisti per esplorare la salute a 360 gradi. A ospitarlo è la nostra città di Padova, simbolo della scienza e della medicina moderna. L'intervento che mi ha interessato di più, ovviamente quello sul microbiota del professor Michele Mancini. A tal proposito gli ho chiesto qualcosa di molto interessante. Parliamo di trasmissione e trasferimento di batteri e non solo batteri. Allo stato attuale il trapianto fecale ha dei pro e dei contro ed è molto limitato nelle applicazioni, perché è da utilizzare esclusivamente nel caso per esempio di riattivazione del Clostridioides difficile. Io sono sicuro che mi avrebbe chiesto delle patologie infiammatorie intestinali tipo la rettocolite-ulcerosi, in cui c'è molto da lavorare, e quindi anche in quel caso utilizzarlo solo sostanzialmente per impedire quelle che sono poi le acuzie, cioè i casi ovviamente più gravi. Partendo da materiale umano, noi dobbiamo essere sicuri che all'interno di quel materiale non vi siano dei microrganismi che possono, soprattutto in alcune tipologie di pazienti, dar dei problemi. Il problema è capire quale però popolazione può essere l'ideale per le diverse tipologie, non di patologie, ma di pazienti. Ecco perché questo è un evento molto importante che pone l'attenzione su quello che inevitabilmente è il futuro della salute, verso cui stiamo avanzando anche grazie alla tecnologia.